Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli, bentornati e buon inizio settimana. Oggi lunedì 5 maggio il Napoli continua a sistemare, diciamo, a imbastire le prime trattative di mercato in vista della prossima stagione che vedrà il Napoli competere in Champions League. E quindi signori, come vi abbiamo già detto, urgono rinforzi per allungare la qualità della rosa. Ma attenzione perché in queste ultime ore il Napoli in particolar modo, il nostro presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Commisso, presidente della Fiorentina, per capire, per cercare di portare in azzurro un bomber della Fiorentina, autore di 18 reti in questa Serie A, un giocatore, un attaccante della nazionale italiana che sta facendo veramente faville in questa stagione. Prima di continuare e scoprire a che punto siamo e di chi stiamo parlando, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va, vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora, signori, come sapete, il Napoli, oltre a provare a vincere lo scudetto, è pronto a rilanciarsi ulteriormente sul mercato. Il nostro presidente Aurelio De Laurentiis, per provare a convincere Antonio Conte a restare al timone del club azzurro, ha deciso infatti di mettere sul piatto una cifra importantissima sul mercato, circa 200 milioni di euro. 200 milioni di euro derivanti appunto dalla possibile cessione di Victor Osimhen e dai soldi arrivati appunto incassati dal cartellino di Kvaratskhelia e appunto una cinquantina di milioni di messe appunto da De Laurentiis, per un totale di 200 milioni di euro, per puntellare l'organico dei partenopei già comunque piuttosto competitivo. L'ultimo nome accostato in entrata al club di Manna arriva direttamente dal campionato di Serie A. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di Bomber Moise Kean, trascinatore inarrestabile della Fiorentina di Commisso, che pensato un po' ha messo a referto finora ben 18 gol in campionato, giocatore letteralmente esploso. Il ragazzo, come sapete, ha una clausola rescissoria all'interno del proprio contratto di circa 55 milioni di euro, che Commisso sta provando ad eliminare attraverso un prolungamento di contratto. Da quello che ci filtra, Kean ha detto di essere felice e di essere grato a Firenze, ma come sappiamo, di fronte a un'offerta importante, sia dal punto di vista economico che comunque dal punto di vista della competitività, no? Nel senso che quando ti chiama il Napoli, una squadra che è abituata a giocare in Champions, che lotta per lo scudetto, ovviamente può avere tutt'altro fascino rispetto a una Fiorentina. Di conseguenza, Kean ha fatto sapere al proprio entourage che di fronte a una chiamata del Napoli sarebbe assolutamente pronto a discuterne. Di conseguenza, ecco che De Laurentiis pensa a Kean come primo rinforzo per l'attacco in vista della prossima stagione. Giocatore che può giocare sia insieme che alternare, comunque reggere l'intero reparto offensivo, no, del Napoli, e quindi ecco far rifiatare assolutamente Romelu Lukaku. Attenzione signori, De Laurentiis ha già chiamato Commisso, è stato avvisato, quindi prepariamoci a vivere dei giorni frenetici sul fronte Napoli-Fiorentina per Moise Kean. Ditemi cosa ne pensate di questo giocatore, secondo me sarebbe un upgrade pazzesco. Grazie per essere stati con noi.